Sì, sicuramente dobbiamo migliorare più che altro l'approccio alla gara. Sono già un paio di partite che comunque andiamo sempre sotto, non è sempre facile recuperare o addirittura ribaltare. Dobbiamo fare i complimenti a questo San Lorenzo che fino adesso le squadre che abbiamo incontrato è stata la migliore, la più organizzata e tanto di cappello, è stato un buon punto guadagnato. Come ho detto prima, abbiamo affrontato una grande squadra, ben organizzata, con buoni giocatori. Sicuramente il capitano, il loro numero 10, ha fatto un grandissimo gol. Oltre a lui c'è anche l'altro attaccante che ha giocato con me ai tempi del Cinzia in Serie D, comunque Russo, è un buon attaccante. Squadra tosta, però voglio fare i meriti alla nostra squadra che non ha mai mollato. Sono un paio di domeniche che comunque tiriamo fuori un grande carattere, riusciamo sempre a recuperare la partita e speriamo le prossime volte almeno di andare in vantaggio e gestirle in maniera differente. Complimenti e in bocca al lupo allora a Grazie Parigi. Crepi.